Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del centro missionario della diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantonna. Con Pronto Mondo in questi mesi ci siamo abituati ad alzare una cornetta del telefono, a comporre un numero e a raggiungere dove si trovano i missionari della Chiesa di Padova o comunque amici della Chiesa di Padova. Oggi, per la seconda volta a dire il vero, vivremo un'esperienza un po' diversa, perché non alzeremo nessuna cornetta, ma andremo ad incontrare questi missionari o queste persone legate alla missione direttamente sul campo. Lo spunto ce lo dà un recente viaggio di Don Gaetano Borgo, il direttore del centro missionario della diocesi di Padova, che si è recato in Ecuador. Alcune voci le riconoscerete perché le abbiamo già sentite, altre no, e sarà questa un'ottima occasione per farne la conoscenza. Vi stupirà di queste testimonianze, a parte qualche rumore di fondo che certamente sentirete, rumori di fondo legati anche alla natura prorompente di quei posti, è l'atmosfera di gioia, di letizia, di felicità che si può toccare in quelle zone. In quelle zone, ma anche nell'esperienza di queste persone che stanno donando parte della loro vita, sacerdoti, suore e laici, in un'esperienza davvero incredibile ed entusiasmante. Iniziamo questo viaggio oggi con Don Giampaolo Assiso, missionario Fidei Donum in Ecuador, che dal marzo del 2014 è diventato parroco di una nuova parrocchia all'Arbolito. Sentiamo la sua voce. Ecco, in questo quartiere vivono quasi 15.000 persone. Da tanto tempo loro insistevano con il vescovo per avere un sacerdote, per essere parrocchie, per cui il vescovo ha preso in considerazione e qui 15.000 persone che prima non avevano nessuna cura pastorale finalmente ce l'hanno, quindi questa attesa è stata ripagata dopo tanti anni. Significa che allora qui c'è un sacerdote a carico, che sono io, che sono il primo parroco di questa parrocchia, che qui finalmente ci sono prime comunioni, battesimi, confermazione, c'è il catechismo, c'erano 30 ragazzi al catechismo, adesso sono 400, quindi c'è una bella differenza. Pronto mondo? In Ecuador, a stretto contatto con i Fidei Donum diocesani della Chiesa di Padova, operano anche le suore elisabettine che proprio a Padova hanno il loro quartier generale. Anche le elisabettine operano da un anno nella nuova parrocchia di Arbolito. Suor Francesca Violato, da tanti anni missionaria in Ecuador, ci presenta 3 consorelle che operano proprio all'Arbolito. È da un anno che le suore elisabettine sono nella comunità dell'Arbolito di Durán e dopo un anno vogliamo sentire dalla viva voce di ciascuna di loro che significato ha la presenza di questa nuova comunità in Ecuador. A Suor Elisabeth, la hermana più giovane della comunità, chiediamo qual è stato il servizio in quest'anno e verso dove va la sua presenza di suora elisabettina nella comunità dell'Arbolito. Bueno, mi presencia aquí en la comunidad. Suor Elisabeth dice che il suo servizio prevalentemente è stato ai giovani, cercando non solo i giovani che frequentano la parrocchia, anche i giovani che vivono nel settore, accompagnando la pastorale giovanile con la visita alle famiglie, proprio perché dalle famiglie da dove vengono i giovani è l'ambiente principale. Il suo servizio si esprime anche in un lavoro quotidiano nel dispensario Santa Elisabeth Seton, dove è espressa anche lì un'anima del nostro carisma che è l'espressione della carità alla persona che soffre, all'uomo che soffre. Un'altra presenza in questa comunità che ha un po' meno di tempo rispetto a Suor Elisabeth è Suor Ondina, che da dicembre si è integrata a questa comunità e che lavora nella parrocchia San Francesco assieme a padre Mauro Darin Fioretto. Che cosa vedi significativo nella presenza di questi pochi mesi di lavoro in questa parrocchia? Como ya lo dijo la Francesca,
e il suo primo contatto è stata la visita delle famiglie, di alcune famiglie, con la presenza di ammalati, di infermi, accompagnati dalle persone, dalle signore che integrano il gruppo della Legione di Maria, che ha come missione proprio la visita all'inferno. È stata una possibilità per conoscere la realtà, e ha visto anche la risposta di giovani che si avvicinano alla vita della comunità parrocchiale e con il desiderio di vivere l'impegno pastorale, di collaborare con i missionari, e quindi considera che sia una buona pista di lancio per il futuro pastorale in questa parrocchia. Suor Mercede è una delle fondatrici, assieme a Elisabeth, dell'esperienza elisabettina qui, e quindi a lei chiediamo dove ha espresso il frammento del carisma elisabettino, dove ha trovato campo per farlo fruttificare. Suor Mercede comparte il suo essere suora elisabettina soprattutto con una grande passione per i bambini, e infatti nella parrocchia come attività pastorale c'è l'infanzia missionera, e inoltre lavora tutti i pomeriggi assieme al Rostro di Cristo, che è un gruppo di volontari statunitensi che offrono un anno di vita di servizio qui, e lavora con loro in un dopo scuola per bambini in difficoltà o di famiglie bisognose. Inoltre accompagna il gruppo Caritas, che sta crescendo, è nato e sta crescendo qui nell'esperienza parrocchiale, che permette di fare un po' la visita alle famiglie, di vedere realtà dove come Caritas parrocchiale si possa intervenire lì dove la gente ha più bisogno. Un'altra voce che vogliamo sentire è quella di Don Mauro Darin Fioretto, Fidei Donum padovano, partito nel 2005, che tornerà proprio qui a Padova tra pochi mesi. La sua esperienza nelle due priorità della missione in Ecuador, i giovani e i poveri. In parrocchia San Francisco de Assis stiamo cercando di costruire una vita parrocchiale più comunitaria, una comunità accogliente e anche strutturata secondo le tre grandi dimensioni: annuncio, liturgia e carità, e poi l'altra grande dimensione è la comunità. Non esiste ancora un consiglio di affari economici e nemmeno un consiglio pastorale. I rappresentanti dei vari gruppi si ritrovano, e in questi mesi un percorso sulla corresponsabilità dei laici, recuperando qualcosa del Concilio Vaticano II, che è una grande novità qui, la Lumen Gentium, chi sono i laici, cosa devono fare, appropriarsi della vita della comunità, è una grande novità che sta piacendo molto e sta risvegliando un interesse per sentirsi parte della vita della parrocchia. Una delle cose che mi aveva molto colpito arrivando in America Latina erano le opzioni preferenziali di questa chiesa per i poveri e per i giovani. Ci si ricorda sempre della prima e poco della seconda. È un continente molto giovane. Metà della popolazione dell'Ecuador ha meno di 24 anni. In parrocchia, 15.000 abitanti, ho 7.500 giovani. Quindi è davvero una preoccupazione e una priorità pastorale. Sta entrando moltissimo nelle periferie come Durán, dove siamo, la droga, soprattutto eroina, la chiamano ACE, costa $1 la dose. E non ci sono molte alternative per i ragazzi. Si sta cercando di rafforzare il gruppo giovani, creando animatori che possano accompagnare l'esperienza e proporre qualcosa significativo, dal tempo libero a una formazione sui valori e dopo anche il gusto dello stare assieme, sentirsi parte di un gruppo e di una comunità. L'altra opzione preferenziale è quella per i poveri. Nelle periferie delle grandi città ci sono molte situazioni di povertà. È una diocesi recente, 5 anni, e quindi c'è da fare tutta una riflessione sui vari tipi di povertà, non c'è solo quella economica. Io vivo in un osservatorio privilegiato che è il lavoro in pastorale sociale Caritas diocesana, creando gruppi Caritas e cercando di riflettere con le persone sui vari tipi di povertà. Non ce n'è solo una. C'è la povertà economica, la più facile da vedere, la povertà relazionale, la povertà di credito, nessuno fa prestiti anche per aprirsi una piccola attività di friggere patate, la povertà morale, la povertà spirituale. Una grossa riflessione che stiamo cercando di portare avanti con più persone possibile su questo, per fare uno sviluppo umano più integrale, non solo limitato a piccoli aspetti della persona. E per questo la scuola diocesana di formazione in pastorale sociale Caritas, che abbiamo attivato, in 2 anni ha accompagnato un centinaio di persone e ha creato una piccola rete di gruppi Caritas che una volta al mese si ritrovano per provare a ragionare, a riflettere.
Intelligenza, sudore e amore sono un po' le tre parole chiave. Pensare alle cose, tirarsi sulle maniche e voler bene alla gente. Una delle esperienze belle vissute in questo tempo è stata l'esperienza di comunità. Bella e delicata allo stesso tempo. Non è automatico, non è semplice vivere insieme, ragionare insieme. Abbiamo tante teste e stili diversi, però è una sfida importante sia per noi e per la Chiesa di Padova, pensando alla possibilità delle unità pastorali, sia per la Chiesa di qui. Un rischio è quello di fare le cose ognuno per i fatti suoi, ma è dove 2 o 3 riuniti nel suo nome che le cose funzionano, perché c'è Lui. Questa è un po' la sfida, penso proprio che ci stimola, ci motiva. Il come è tutto da inventare. Però ci sentiamo incamminati in questo sia per quel che ci viene chiesto, perché anche il Vescovo diceva sarebbe bello fare una grande unità pastorale, che i preti di qui vi vedano lavorare assieme, e sia anche per noi, per cercare nuovi cammini nel modo di essere preti, di far respirare quello che è la comunità del Signore come erano gli Apostoli all'inizio. Una breve pausa e riprendiamo il nostro viaggio in Ecuador. Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. Pronto mondo? Riprendiamo dopo la pausa il nostro viaggio in Ecuador con la voce di Don Giovanni Olivato, Fidei Donum in Ecuador dal 2011, parroco assieme a Don Saverio Turato e con la presenza della Fidei Donum laica Luigina Baldon nella parrocchia di Santa Maria Estrella della Evangelizzazione. Questa è la sua voce. Nella parrocchia la pastorale è la pastorale classica, però insertata nella vita e nella cultura dell'Ecuador. Caritas, la guarderia, che sarebbe l'asilo, pastorale giovanile, gruppi biblici, CAE, che è il centro di appoggio scolare per i bambini. Lo stile che cerchiamo di avere è quello di non essere conquistatori o colonizzatori con le nostre idee e la nostra pastorale, se no dare il buono che abbiamo a noi nella nostra cultura e formazione padovana e italiana, che possa sposarsi e incontrarsi con la cultura latinoamericana. Questo ci obbliga, ci spinge e ci educa alla pazienza, all'aspettare che la gente accetti e capisca le cose buone, che possa guardarsi dentro e scegliere. Questo non solo come sacerdote, però anche come persona. Vediamo che questo aiuta le persone, però posso dire che aiuta soprattutto anche me a non comandare, a non esigere, ad avere la pazienza di aspettare e fare 2 passi indietro quando è necessario per camminare insieme e non camminare da soli. Adesso, dopo Don Giovanni Olivato, la parola a Don Saverio Turato, con lui parroco a Santa Maria Estrella della Evangelizzazione, che abbiamo già sentito nei mesi scorsi. Nelle parole di Don Saverio, la gioia per la sua attività in Ecuador e per l'annunciata presenza di Papa Francesco a Quito nei prossimi mesi. Buenos días con todos, soy el padre Cito Saverio de la diócesis de Padua, è una ciudad de Italia. Parlo in italiano. Buongiorno a tutti, sono Don Saverio, Fidei Donum, missionario della diocesi di Padova. Mi trovo a lavorare a Quito. L'esperienza di questi 3 anni e mezzo di servizio mi ha aiutato ad entrare nella realtà in una cultura diversa come quella dell'Ecuador. Penso che l'esperienza che stiamo vivendo ci sta arricchendo per il modo di condividere tra preti, tra missionari, con la nostra gente, un tipo di servizio che è per creare sempre di più comunità. È una parrocchia che non ha più di 17 anni di vita, quindi sempre con nuovi arrivi, nuove famiglie, nuove persone che stanno cercando un approdo e di mettere radici nel nostro territorio. E questo è molto significativo, perché comunque quando una persona si muove, si sposta, si cambia di casa, ha sempre bisogno di vivere una relazione con Dio e di vivere nella comunità. Questa esperienza si arricchisce di tanti gruppi, di tante modalità, sempre con la nostra presenza e con il desiderio che le persone si sentano bene dove stanno vivendo adesso.
Si dice che in luglio dovrebbe arrivare il Santo Padre Francesco qua in Ecuador e non è ancora ufficiale la visita, però ormai sembra che le date siano più o meno attendibili, la seconda settimana di luglio, e è un evento per noi perché se il Papa ha deciso di venire qui vuol dire che ci sono degli interessi pastorali, c'è l'interesse di probabilmente anche tracciare qualcosa di diverso nella pastorale equatoriana. Il Papa che sta anche iniziando il Giubileo della Misericordia. Penso che questa parola sta rimbombando un po' in tutto il mondo e tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto dove ci sono le persone che fanno fatica, dove ci sono persone emarginate, persone che hanno bisogno di riscoprire un volto di Dio buono, tenero, appunto misericordioso. Speriamo che questo evento ci porti a vivere con gioia la nostra fede. In Ecuador il direttore del centro missionario Don Gaetano Borgo ha incontrato anche Suor Lucia Meschi, la delegata per le missioni in America Latina delle Suore Elisabettine Francescane. Ecco le sue parole. Sono qui a visitare la comunità come persona responsabile delle comunità di questo paese. Ho approfittato della venuta di Don Gaetano per parlare con lui della realtà in cui viviamo, delle attività che svolgiamo, in particolare dei sogni che avremo nel futuro di questa realtà. È un luogo che presenta molte facce di persone che vivono situazioni diverse. Cerchiamo per il momento ancora di conoscere il luogo dove siamo inserite e conoscere un pochino meglio i sacerdoti di Padova per poter insieme veramente lavorare come gruppo unito, come gruppo che cerca il bene della Chiesa. Condividiamo quindi anche una modalità di fare Chiesa, alcuni desideri e anche il desiderio proprio di essere Chiesa aperta, Chiesa universale. Le ultime due voci che sentiamo avrebbero potuto benissimo essere anche le prime, data la loro importanza. Si tratta di Luigina Baldone e Cristina Tono, due laiche, due donne della nostra diocesi di Padova, presenti anche loro come Fidei Donum, doni della fede della Chiesa di Padova in Ecuador per le missioni. Ecco la loro voce e la loro simpatia. Ciao a tutti, sono Luigina, vengo da Tiene, sono Fidei Donum in Ecuador da 2 anni. È un'esperienza bellissima da provare. Salve a tutti, sono Tono Cristina, originaria della parrocchia di Salboro in Padova e sono una laica Fidei Donum inviata dalla diocesi di Padova per collaborare con la diocesi di San Jacinto degli Aguaci. Io lavoro nel canton, come si dice, di Duran. Sono impegnata nella pastorale juvenile, la pastorale dei giovani, a livello parrocchiale con il mio bellissimo gruppetto e a livello diocesano nella commissione. Lavoro in Caritas a livello parrocchiale e anche nella commissione diocesana, più altri vari eventuali che si possono fare sempre in parrocchia o in diocesi. Quello che mi sta offrendo questo bellissimo paese è una splendida accoglienza, una condivisione della fede, della preghiera, che sempre ci arricchisce, ci riempie il cuore di gioia, di felicità. Un caloroso saluto e abbraccio a tutte le persone della diocesi di Padova e a quelli del centro missionario. Per noi anche oggi è davvero tutto, grazie per aver fatto questo viaggio con noi in Ecuador. La settimana prossima torneremo alla nostra formula tradizionale, una telefonata, un missionario, una storia per entrare ancora nel cuore della missione. Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione, a cura del centro missionario della diocesi di Padova.